Noi siamo venuti a abitare in questo borgo nel 2004, in un piccolo gruppetto di case in cui eravamo circa una ventina di abitanti. E ci siamo sposati e siamo venuti a abitare qua senza idee di allevamento di animali o di attività agricole. Dopo qualche anno in cui vivevamo qua ci siamo resi conto che tutti i terreni erano abbandonati da molto tempo e praticamente il bosco stava raggiungendo gli abitati, le case, l'abbandono era sempre più alto, ma non semplicemente un bosco, ma un bosco di abbandono, quindi di piante neanche di qualità, in terreni anche non raggiungibili comodamente con trattori. Molti terreni erano invasi da rovi. E abbiamo cominciato a prendere inizialmente delle caprette per tenere puliti i terreni vicino a casa. Abbiamo continuato così per un paio d'anni finché poi ci siamo guardati e abbiamo detto qua bisogna fare qualcosa per combattere questo abbandono e abbiamo detto l'unico sistema è allevare degli animali che tengano loro pulito. E quando siamo partiti con il nostro allevamento di alpaca, di pecore e capre, pensavamo di poter utilizzare, tra virgolette, tutti i terreni che noi vedevamo abbandonati e che avevamo il desiderio di recuperare. Non è stato proprio così semplice, nel senso che il problema grosso con cui ci siamo scontrati è stato la diffidenza delle persone. Ci vedevano comunque come degli estranei, anche se comunque l'abbandono continuava a avanzare. Nel giro di una decina d'anni, dove c'era magari una macchia di rovi, era diventato tutto il campo completamente di rovi. Quando abbiamo cominciato a allevare, la difficoltà è stata quella di capire come poterne trasformare questa attività in un'attività che ci permettesse di vivere, che fosse economicamente sostenibile. Ben presto abbiamo capito che, perlomeno con l'allevamento che facevamo noi di animali da fibra, non era possibile sostenersi solo con quello, dovevamo attaccare altre attività. E così abbiamo ristrutturato una vecchia casa, abbiamo creato un bed and breakfast. Sono stati tutti passaggi complicati. È stato complicatissimo poterci fare una stalla perché moltissimi dei terreni qua, nonostante siano terreni agricoli, furono classificati in zona C2 e non è mai stato completato il PATI, quindi sui terreni in zona C2 non si possono costruire stalle, per cui abbiamo dovuto costruire una stalla lontanissima da casa, a piedi ci vogliono 10 minuti e d'inverno col trattore, con la neve è un castigo portare su i balloni di fieno, però è stata l'unica possibilità di avere una stalla per poter diventare azienda agricola, se no non potremmo mai aver avuto gli animali e niente. Nonostante la stalla, poi crescendo abbiamo avuto l'esigenza di tenere sempre più gli animali a stabulazione libera, quindi in stalla solo l'inverno e solo quelli diciamo più da proteggere, tipo le femmine gravide o quant'altro, però in generale anche all'inverno tendiamo a tenere gli animali a stabulazione libera. Nonostante quello facevamo fatica a starci dietro, finché la Fanny ha frequentato questo corso tenuto da Veneto Agricoltura e lì ci è venuta l'idea di tenere le mucche e quello è stato un grossissimo aiuto per noi perché le mucche hanno cambiato proprio le dinamiche. Pensavamo già che 2 fossero troppo, invece adesso ne abbiamo 6 e vogliamo crescere perché riusciamo a gestirle veramente bene. Sono animali molto docili, molto facili da gestire se li tratti nella giusta maniera e stando fuori sono veramente serene, ok? E niente, e così facendo abbiamo visto un grande miglioramento. Permangono le difficoltà, ripeto, ancora non possiamo costruirci una stalla vicino a casa perché i terreni non sono C3, sono anni che se ne parla, se tenti di fare una pratica col suo passano anni, quindi questi limiti burocratici sono veramente difficili per volere riprendere la montagna. Più che i soldi, più che tutto, è proprio la difficoltà nel poter fare cose. Dopo la gente si comincia a fidare, ti dà fiducia, ti danno terreni perché vedono che non predi niente e tieni bene. Però rimangono questi grossi limiti. Non avere una stalla e avere i grandi predatori alle porte è un grosso problema che gestiamo con gruppi di cani, che però i cani sono un altro elemento da gestire dentro l'allevamento. Non è che uno mette il cane e è come accendere il trattore. Le vacche ci hanno aiutato moltissimo sui terreni perché
sono brave, tenendole divise come ci hanno insegnato in appezzamenti piccoli, mangiano tutto e loro mi hanno permesso di pulire terreni che io tentavo di sfalciare, ma diventando matto, perdendo maree di tempo per cavare 2 balloni di fieno e senza nessun risultato. Qui vediamo quest'area di passaggio tra la parte del territorio in abbandono e la parte di prato che si sta ripristinando grazie all'azione del pascolamento dei bovini. Pascolamento organizzato in base alla tecnica del pascolo razionale turnato, con un corretto carico animale. I bovini tengono controllati i rovi sia grazie all'azione del calpestamento, ma anche grazie al fatto che si nutrono in particolare dei germogli e delle giovani foglie come questa, che sono ricche tra l'altro in proteine, in vitamine e in sali minerali. Così facendo, appunto, grazie alla presenza dei bovini abbiamo un ottimo effetto di manutenzione territoriale. I rovi senza questa azione invaderebbero nuovamente tutta questa fascia nell'arco di un anno. Abbiamo visto un calo dei parassiti da quando le mucche lavorano sui pascoli e un miglioramento del foraggio. Cioè, in generale l'erba ha assunto più varietà, ci sono più leguminose, è diventata molto più bella. Noi abbiamo bovini, al momento li stiamo usando solo da carne, anche se in un futuro ci piacerebbe avere una duplice valenza, sempre lasciandoli a stato brado, lasciando che loro allevino il vitello, ma mungerli un po' per farci un po' di formaggio solo per nostro uso. Okay? Al momento il guadagno che ne abbiamo è rivendendo i vitelloni da carne o tenendoceli alcuni per noi. Al momento non facciamo ristorazione, però in un futuro ci potrebbe piacere o vendere la carne direttamente dalla macelleria o farci noi ristorazione. Quindi questo è il reddito che ne ricaviamo dai bovini.